Messaggio del Capo dello Stato per il 168° anniversario della Polizia. Grazie per l'impegno straordinario nell'emergenza, scrive Mattarella, alimenta il senso di comunità. Nadia Zilkowski. Nessuna celebrazione pubblica per l'anniversario della nascita del corpo, soltanto un ricordo del sacrificio, eppure mai come quest'anno l'impegno richiesto alla polizia ha un carattere straordinario. Lo scrive il presidente Mattarella ricordando la vigilanza sulle strade, il nuovo compito di far rispettare le norme di contenimento, il ruolo di guida, sostegno, informazione e sensibilizzazione che fa della Polizia di Stato oggi sempre più un punto di riferimento per i cittadini. Anche con il suo lavoro di lotta alle minacce criminali, che in questa fase di fragilità economica e sociale potrebbero ostacolare la ripresa del Paese. Il virus ha diffuso anche un senso di disorientamento e di paura fra i cittadini, aggiunge il capo della polizia Gabrielli, che noi chiamiamo paura di ciò che non si conosce e che abbiamo il dovere di comprendere. È attraverso i vostri singoli gesti verso chi è più debole e in difficoltà, riconosce Mattarella a tutta la Polizia di Stato, che si alimenta quel senso di comunità che diventa solidarietà e unità di intenti. L'inchiesta della Procura di Bergamo sulla riapertura